Bentrovati, ore 13 in diretta con noi Piero Del Bello, presidente del IRCI, bentrovato, per raccontarci di questa nuova mostra Casanova in viaggio, porti e approdi dall'Adriatico al Levante, Trieste, l'Istria, Fiume e la Dalmazia. Una mostra in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, la Regione Veneto e tanti altri partner pubblici e privati con materiali e documenti mai visti prima, ma anche con tante sorprese ovviamente in via Torino, no? Certamente. Allora, andiamo a raccontare innanzitutto come nasce l'idea di mettere al centro della mostra, insomma, evidente un personaggio iconico come Casanova. Qui abbiamo anche la locandina che vi faremo vedere. Il povero Piero Del Bello è l'umile direttore dell'IRCI, perché il nostro presidente è il dottor Franco De Grassi, questo per correttezza. Scusami. Casanova nasce da un'idea e da un gioco di dialoghi con Antonio Trampus, docente a Ca' Foscari a Venezia, nostro però triestino, grande esperto del Settecento, grande conoscitore di Casanova, uomo delle opere di Casanova, di quello che Casanova ha significato. E allora, perché no, visto che Casanova viaggiatore, fa addirittura 2 lunghi viaggi lungo tutto l'Adriatico, passando per l'Istria, passando per la Dalmazia, arrivando fino a Costantinopoli. Di questi viaggi lascia diari, e sono delle cose meravigliose, diari noti, poco studiati, diari anomali, sono scritture di viaggio molto diverse da quelle che faranno i suoi, o hanno già fatto i suoi coevi come epoca, colleghi. Lui non descrive il territorio dal punto di vista geografico, ma guarda la gente. Parla delle persone, degli usi, ma cosa stanno facendo quelli? Ecco, ci anticipa di un secolo quelli che saranno i resoconti di viaggio dei viaggiatori dell'Ottocento. Casanova è un innovatore in tutto, anche in questo. Testimoniamo nella mostra e abbiamo l'orgoglio di essere veramente, l'estero si sta muovendo, ma in Italia, in questo piccolo IRCI di Trieste, Istituto Regionale per la Cultura Istriano Fiumano Dalmata, assieme a Ca' Foscari chiaramente, e poi ci sono effettivamente tanti altri partner, apre l'unica mostra in Italia attualmente su Casanova. Ma la mostra ha qualcosa di più, perché è vero, la documentazione, documenti del Settecento, una serie di splendide stampe del Settecento che riguardano i territori toccati da Casanova. In Istria si ferma ad Orsera, perché Orsera in quel momento è il luogo dove tutte le navi che partono da Venezia si fermano, caricano o scaricano la zavorra, a seconda se sono in andata o in ritorno, ma Orsera è un po' una sorta di Portofranco nel Settecento, lì c'è tutto e tutti. Casanova ovviamente si ferma a Orsera, ha degli incontri, e cosa nota? Si prende anche lo scoglio, anche una malattia venerea. E nel secondo viaggio che farà in questo territorio, infatti uno degli episodi significativi è l'incontro col dottore che allora lo curò e che gli disse: grazie a te ho avuto tanto lavoro. Lasciamo gli ascoltatori interpretare. Ecco. Ma accanto a tutto questo percorso estremamente serio, scientifico, un po' da addetti ai lavori indubbiamente, se si fa una mostra e si vuole incontrare il gusto di un ampio pubblico, bisogna cercare qualcosa d'altro. Ma Casanova, nel nostro immaginario collettivo, cos'è? È il libertino, è l'amatore, ma è lo scrittore. In realtà Casanova è stato tante cose, ma è stato tante cose che poi in quella che è l'immagine che traspare nel tempo non emergeranno mai. Economista, in qualche modo scienziato, storico, tant'è vero che lo mettiamo in parallelo con situazioni di eminenze istriane del Settecento, e l'esempio più eclatante è quella figura di Gian Rinaldo Carli, forse il più illustre personaggio del Settecento istriano, il grande economista che conoscerà Casanova, con cui avrà a che fare, perché poi Casanova sarà coinvolto anche in situazioni di Stato, in Stati europei, per risollevare le finanze di questi Stati. Ecco, il dialogo con Gian Rinaldo Carli c'è, e una cosa li accomuna, è l'interesse per l'America.
Nell'occasione mostriamo anche qualcosa che riguarda Gianni Nando Carli che è eccezionale. L'Istituto è riuscito ad acquisire e ad avere, fa parte del nostro patrimonio, il manoscritto originale, le lettere originali, le lettere americane di Gianni Nando Carli, gli originali. Ci sono due università americane che vorrebbero averle. Ma volevo domandarti una cosa, no? Per far capire anche al pubblico, cioè il personaggio storico Casanova, perché e come si trasforma in un mito di cui ancora oggi si parla, si fanno film, cioè come nasce? Perché tu giustamente dici che la figura era molto altro e molto di più rispetto all'aspetto del grande, diciamo così, Casanova, si direbbe oggi usando la sua parola per dire, insomma, uomo che piaceva tanto alle donne. Casanova non era solo grande nel senso di grande personaggio, era addirittura alto, perché abbiamo il suo passaporto, rilasciato poi nell'ultimo periodo della sua vita, che fece in Boemia, nella città di Dux, oggi Duchov, gli ultimi 10-12 anni visse là, e questo passaporto lo descrive, perché poi non c'era la fotografia, noi abbiamo un'immagine di Casanova che ci è stata tramandata nel tempo, ma è un disegno. Certo. Casanova era alto 1,90 m, aveva il colorito olivastro, il naso lungo, la fronte ampia e spaziosa, era veramente un personaggio. Ma perché nasce il mito? Oggi noi ci chiediamo come mai Casanova ancora oggi è un nome che dice molto, non qualcosa, molto. Probabilmente Casanova è stato più fortunato in morte che in vita, nonostante la sua vita sia stata particolarmente complessa, avventurosa, mille siano state le sfaccettature di quella che è stata la sua esperienza in mille settori. Basta pensare alla fuga dei piombi, no? Impossibile fuggire dai piombi di Venezia, eppure Casanova ci riesce e uno pensa, ma come un tocco de matto da 1,90 m, eppure dai piombi cunicoli terribili a Venezia riesce a fuggire, sì. Però il Casanova seduttore, grande amatore, il Casanova che poi starà a Trieste per un lungo periodo, il Casanova che a Trieste verrà in un momento particolarmente debole della sua vita, sfortunato, in cui sarà messo al bando da Venezia, e a Trieste riuscirà a collocarsi, verrà ben accolto anche la festa carnevalesca a Trieste, dove le personalità triestine lo accolgono, lo tengono alto, ma alla fine lì esce anche il Casanova agente segreto, il doppio gioco che fa per Venezia stando in un luogo, Trieste, che è Austria. Il gioco che fa comodo a Venezia, anche se Venezia lo ha in questo momento eliminato, ma il gioco che fa comodo anche all'Austria per capire cosa si può e si vuole avere sotto banco nei rapporti con Venezia. Tutto questo, c'è un episodio banalissimo, velocissimo, ve lo racconto, quando lui sarà alla festa a Trieste carnevalesca, verrà corteggiato da tutti i personaggi in maschera, da Arlecchino. Quest'uomo Arlecchino, uno corteggiato, dialogherà e lui vede Arlecchino e Arlecchina e resta affascinato da questa situazione, e quest'uomo, questo Arlecchino che parla con lui, gli fa vedere l'Arlecchina, la sua compagna, e lì ci sarà la grande disillusione, perché dopo un po' di tempo, non in quella sera, gli diranno: guarda che l'Arlecchino con cui tu parlavi, da cui eri affascinato ma guardavi Arlecchina, in realtà era una donna, mentre l'Arlecchina era un uomo. Ecco, ci sono tutti questi giochi nell'aneddotica vera però che riguarda Casanova. Casanova diventerà più famoso probabilmente dopo la morte, nonostante tutte le cose che avesse passato e vissuto nella sua vita. Diventerà un'immagine simbolo, sono innumerevoli film su Casanova. Ecco, questo è l'altro aspetto. Questo è l'altro aspetto, no? Quindi da Fellini a Lendelon. Esatto. L'altro aspetto della mostra è il Casanova che noi abbiamo chiamato Casanova Pop, il Casanova protagonista del film, appunto, come hai ricordato bene, da Fellini al Casanova di Comencini, al Casanova, poi Casanova 70 con Marcello Mastroianni, dove c'è l'immagine di c'è il Casanova, non è Casanova il personaggio, ma è quello che significa il nome Casanova, che diventa un modo di essere, come Don Giovanni è il Don Giovanni, così Casanova è il Casanova. Ci sono film bellissimi rappresentati, John Malkovich, insomma, fino agli anni 2000, tutto questo è rappresentato in mostra.
però c'è anche un colpo finale che rende la mostra ulteriormente, è vero, tutta la parte alta per gli addetti ai lavori, per la massa del pubblico questo gioco, Casanova nei film, Casanova personaggio dei fumetti, dissacrante Milo Manara, che crea l'album in tempi tutto sommato recenti con la vita e le storie di Casanova, ovviamente con quelle ragazze procaci come disegna Milo Manara, ma Milo Manara che usa Casanova anche in un diciamo fumetto in cui lo prende in giro perché accanto a sta ragazza come una silfide che esce dal disegno di Milo Manara c'è un Casanova già anziano che sembra pubblicizzare dei detersivi o comunque dei saponi, ma qui accanto c'ha un paccone di pannoloni. Questo è il modo di sacrare la figura del grande amatore. C'è qualcosa, i fumetti, la pubblicità, negli anni 20 e negli anni 30, l'immagine di Casanova nei calendaretti del Barbiere, le figurine con Casanova. Noi tutti ricordiamo, almeno quelli più vecchi, che ad un certo punto la Buitoni lanciò la campagna dei Quattro Moschettieri di Nizza e Morbelli con questa raccolta di figurine di cui l'immagine stereotipata della figurina impossibile da trovare era il feroce Saladino. Ecco, in quella raccolta di figurine della Buitoni c'è anche la figurina Casanova. Questo ti dà la misura di come Casanova sia per tutto il secolo, un secolo dopo di lui, oltre l'Ottocento e nel Novecento sia veramente diventato un personaggio simbolo. Ma questo simbolo esiste tuttora, perché c'è il terzo aspetto della mostra. Nei prodotti, diciamo così. Nei prodotti. Abbiamo voluto fare un passo in più. Davanti a questa scelta di mostrare i due mondi di Casanova, il Casanova appunto studioso, scienziato, storico, scrittore, seduttore anche per l'amor di Dio, perché poi emergono le stampe che riguardano Casanova, le stampe osè, le stampe un po' erotiche, giustamente perché il suo personaggio era anche questo. Accanto a tutto questo, tutta la parte pop, come ho detto, ma poi ci siamo chiesti, ma Casanova è un nome che funziona anche oggi? E abbiamo fatto un'indagine in tutta Italia. Ci sono numerosissime aziende che si chiamano Casanova o comunque che usano il nome di Casanova per un loro brand o per un loro prodotto. Un esempio eclatante è l'antico Caffè Greco di Roma, che produce il caffè Casanova. E il caffè Casanova ha nel pacco, che noi esponiamo, l'immagine di questo figurino settecentesco e la scritta Casanova. La domanda è, ma oggi quanti dei giovani sanno esattamente chi è Casanova e cosa significa Casanova? Ma a questa domanda bisogna rispondersi così. Ci sarà qualcuno di curioso che con in mano questo pacco di caffè Casanova dice, ma perché si chiama Casanova e cos'è sta figura di quest'uomo con questi abiti strani? Ecco, Casanova si sta eternando come nome perché noi abbiamo innumerevoli aziende in Italia che usano questo nome. E allora il terzo colpo, dal nostro punto di vista geniale per la mostra, è stato chiedere a questa azienda, noi facciamo questo, voi avete il nome di Casanova nei vostri prodotti o comunque in qualche vostro brand o addirittura nella vostra azienda c'è questo nome. Volete partecipare a questa iniziativa? Vogliamo con voi dimostrare come ancora oggi Casanova è un mito, è un simbolo del Made in Italy. Mandateci un vostro prodotto, che così mostriamo al pubblico l'eternità del nome di Casanova a 300 anni dalla nascita. La risposta è stata totale. Tutti hanno aderito, ci sono arrivate delle cose. Quello che è singolare, che tutte le ditte che noi abbiamo contattato e che hanno il nome di Casanova o nella ditta stessa o in un loro brand, sono ditte che nella diversità dei prodotti fanno prodotti di alta qualità. Quindi un Casanova che rimane nobile anche nel prodotto. Allora, mostra che si inaugura domani, venerdì 30 maggio, alle 17:30, visibile al pubblico in via Torino 8 dal lunedì alla domenica fino a martedì 30 settembre, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19, anche per chiaramente invitare a venire a vedere questa mostra che quindi accompagnerà triestini, turisti e tutti coloro i quali vorranno vederla sostanzialmente per tutta l'estate. Esatto. Allora io ringrazio ancora Piero Del Bello e quindi andate a vedere questa mostra perché sicuramente troverà motivo di interesse. A tra poco per il nostro telegiornale.
Bentrovati con una nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4 che si apre con la pagina politica, perché le polemiche relative alla futura gestione dell'asilo di Roiano scuotono la maggioranza di centrodestra in comune. Questa mattina conferenza stampa dai toni duri di Fratelli d'Italia, che ha attaccato un altro partito del centrodestra, Forza Italia, nella figura in particolare della consigliera Brandi, dopo le sue dichiarazioni rese alla stampa. Sentiamo. Noi abbiamo voluto fare chiarezza sulla nostra posizione perché siamo il partito più grande della maggioranza e nostra responsabilità era quella di tenere insieme la maggioranza e governare, perché ci hanno eletto per governare e per governare anche bene. Però di fronte a una serie di menzogne, falsità, omissioni siamo dovuti uscire. Falsità, menzogne e omissioni. L'affondo di Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia questa volta non è tanto verso le opposizioni quanto verso gli alleati del centrodestra, in particolare Forza Italia. A pochi giorni dalla chiusura della crisi regionale nel centrodestra, questa nuova situazione riapre una crepa politica nella maggioranza? Alla domanda "si può parlare di crisi comunale?" Giacomelli ha risposto no per ora. Il tema è l'asilo di Roiano e lo stallo che ne contraddistingue la sua futura gestione, quindi apertura. Sul tavolo c'è la delibera dell'assessore all'educazione Maurizio De Blasio, che apre alla concessione a terzi del servizio educativo, poiché il municipio non ha margini economici e amministrativi per nuove assunzioni. Il documento, rimarcano i patrioti, è stato concordato con il segretario provinciale di Forza Italia Alberto Polacco, con l'avallo della giunta comunale, dove siedono la segretaria azzurra del Friuli Venezia Giulia Sandra Savino e il vice sindaco della Lega Serena Tonell. Un testo che però ha incontrato l'opposizione della consigliera Angela Brandi di Forza Italia, ex assessore all'educazione. Non è un'idea di Fratelli d'Italia la concessione del nido di Roiano. Ci è stato detto dall'assessorato al bilancio che non abbiamo le risorse. Un altro partito dice invece sì, ci sono. Noi siamo disponibilissimi a vedere chi ha ragione, siamo contentissimi se lo facciamo con personale interno, ci è stato detto che non ci sono i soldi per farlo, se ci sono per noi va benissimo con risorse interne, se non ci sono bisogna fare la concessione. L'unica cosa che non bisogna fare è tenerlo chiuso. Questo stallo non dipende da noi, non l'abbiamo voluto noi. In questa operazione verità Fratelli d'Italia non ci sta a sentirsi etichettato come il partito che vuole privatizzare i nidi comunali. A riprova di ciò vengono menzionati alcuni passaggi che risalgono allo scorso anno. C'è un atto preciso dell'aprile del 2024 in cui si dice espressamente, portato dagli assessori di Fratelli d'Italia, che non si privatizza nulla. Per chiarire ai triestini, neanche un bambino che oggi è una maestra comunale si vedrebbe sostituita quella maestra con una maestra privata. Neanche un bambino, nemmeno una. Queste settimane, per cercare una conciliazione in maggioranza, è stato chiesto di avanzare proposte. Forza Italia, dicono i meloniani, ha unicamente proposto di aumentare le tariffe alle famiglie, idea rigettata dal partito tricolore. Una proposta della consigliera comunale Angela Brandi, fatta durante una riunione di consiglieri di maggioranza, di aumentare le tariffe a tutti i triestini che hanno i figli negli asili. A questo noi ci opponiamo. Sarebbe un aumento di minimo 27%, sarebbe una vergogna. Allora, questo è il servizio di Bernardo Gulotta con le dichiarazioni raccolte questa mattina in Piazza Unità, e sull'ipotesi che le spaccature nel centrodestra sull'asilo di Roiano inneschino una crisi di maggioranza anche nella giunta comunale. Abbiamo sentito telefonicamente il sindaco Roberto Di Piazza, oggi in visita istituzionale a Lubiana, che ha risposto: sono tranquillo, sono cose che succedono, non vedo problemi. Un problema però potrebbe innescarsi in aula con quelli che potremmo definire gli ex scudieri del sindaco di Piazza, quelli che di fatto facevano parte della lista di Piazza e ora in gran numero fanno parte di Idea Giuliana. Queste le dichiarazioni su una possibile astensione in aula dei civici da parte del leader di Idea Giuliana, Carlo Grilli. Noi siamo perplessi sulla linea che è stata presa e non abbiamo mai nascosto la nostra difficoltà nel condividere questo percorso, tanto è vero che sia Cason che Martini avrebbero votato comunque in maniera di astensione questo strumento. So che c'è un'interlocuzione con l'opposizione da parte del sindaco, ci sarà a breve, io credo, anche un momento di incontro con le forze di maggioranza. Io credo che probabilmente una via di mezzo potrebbe essere la chiusura del cerchio, quantomeno le graduatorie, quantomeno il tipo di servizio deve essere assolutamente gestito dall'ente pubblico.
pubblico. È vero che oggi come oggi il pubblico costa sicuramente più del privato, ma è anche vero che noi non siamo un'azienda che deve produrre utili, ma siamo un ente che deve garantire il servizio. Certamente bisognerà trovare una quadra, ma io credo che una regia, a mio avviso, pubblica potrebbe essere una soluzione, e magari una gestione da parte di cooperative, come avviene anche nei processi, diciamo, di attenzione delle persone con disabilità, potrebbe essere una via di mezzo, però lasciamo che ci si confronti, siamo aperti a 1000 soluzioni, l'importante è che, ripeto, si trovi una quadra e si apra questo asilo. Allora, e su questo, con l'aggiunta naturalmente della replica di Forza Italia che arriverà nel pomeriggio, ci concentreremo nella puntata di Ring di questa sera. In studio Antonio Lipolis di Fratelli d'Italia, Danilo Slokar della Lega, Rosanna Pucci del Partito Democratico e Daniela Rossetti di Azione. Nella seconda parte di Ring invece sentiremo le parole dell'assessore comunale al territorio Michele Babuder su Fiera, Piazza Goldoni, ciclabile di Viale d'Annunzio e non solo, e poi le torneremo a commentare in studio. Andiamo ora invece alla politica regionale con le parole del governatore Fedriga sul decreto sicurezza del governo Meloni, ma anche sulla questione del mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia, sotto gli occhi oggi, sotto l'attenzione oggi anche della CGIL. Sentiamo. Il decreto sicurezza non è un decreto della paura. No, un decreto delle regole. Penso in particolar modo alla questione delle case occupate. Era una vergogna che magari, facciamo l'esempio di un pensionato che per qualche motivo deve lasciare casa, magari perché viene ricoverato per qualche tempo, e la casa gli viene occupata e non riesce più a liberarla e lui non è più la casa di sua proprietà. Oppure magari chi ha un appartamento costruito, acquistato con la fatica di una vita, con lo stipendio di una vita, che gli viene occupato e non riesce più a mandare via nessuno. Se gli viene occupato, una vergogna, non è uno stato di diritto. Il commento arriva a stretto giro dopo il via libera con polemica alla Camera dei Deputati del decreto sicurezza, già ribattezzato dalle opposizioni decreto paura. 39 articoli, 14 nuovi reati, fra cui il contestato reato di blocco stradale o ferroviario e 9 aggravanti. Il testo riguarda la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, la gestione dell'ordine pubblico e dell'immigrazione e altri temi. Poi il presidente Fedriga si sofferma anche sulla dotazione delle body cam per gli agenti di polizia. Giustissimo, c'è qualcuno che vuole colpevolizzare le forze dell'ordine raccontando molte volte cose lontane dalla realtà. Facciamo vedere quelle body cam. Adesso chi ha paura? Perché la sinistra non vuole le body cam? Per vedere semplicemente quello che è successo, semplicemente perché c'è un'ideologia che vuole colpevolizzare le forze dell'ordine. Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha anche risposto ai timori annunciati dalla CGIL per il mondo del lavoro in regione, fra salari bassi, precarietà e fuga dei giovani. Penso alle misure che diamo non soltanto per l'acquisto della prima casa, ma per esempio i contributi che abbiamo messo in campo da 2 anni per chi da casa dei genitori decide di acquistare casa, dove diamo addirittura contributi a fondo perduto quando nascono i figli. Quindi cerchiamo di fare diamo i contributi per l'assunzione a tempo indeterminato ed altro. Il tutto discusso a margine dell'incontro nel Palazzo della Regione per la presentazione di Capsule Collection di It's Academy con la nuova maglietta Io sono Friuli Venezia Giulia, insieme all'assessore a turismo e attività produttive Sergio Emidiobini e Barbara Franchin, fondatrice di It's Fondazione. E oltretutto sono tutti prodotti made in Italy, sostenibili, fatti con prodotti di recupero dall'industria. Quindi totale sostenibilità, e quindi promuoviamo i valori del Friuli Venezia Giulia attraverso un merchandising di altissima qualità. E il governatore Fedriga ha già commentato di fatto i dati presentati questa mattina dallo studio della CGIL in base a dati IRES, che fotografa quello che è lo scenario del mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia, secondo cui a crescere è il lavoro precario e povero. Nel servizio di Gianluca Paladin, il segretario regionale Piga. Il dato che preoccupa più di tutti è il saldo tra le persone che si dimettono a contratto indeterminato e le nuove assunzioni. Siamo nell'ordine di nuovi avviamenti al lavoro nel 2024 pari a circa 160.000 unità, di cui la maggior parte sono nell'ordine dell'85% sono contratti precari.
A crescere in regione soprattutto il lavoro povero e precario è quanto emerge dallo studio della CGIL in base ai dati IRES. Se è vero che c'è stato un aumento delle assunzioni, l'analisi considera un andamento demografico preoccupante, con la prospettiva di una riduzione di 84.000 unità della forza lavoro potenziale per i prossimi 15 anni. Cioè ci sono sempre più persone che lasciano il Friuli Venezia Giulia e non vengono compensate da altrettante persone, altrettante professionalità. Nell'ultimo anno parliamo dell'ordine di 1.600 persone che, traguardando i prossimi 5 anni, vediamo che è lì pezzo di forza lavoro che viene meno. Il fenomeno dell'immigrazione, anche a causa delle leggi che ci sono, non è in grado di compensare questa perdita demografica. Un altro dato che emerge dallo studio è l'andamento negativo dei salari del Friuli Venezia Giulia. Una forte perdita del potere di acquisto anche per effetto dell'inflazione e in certi settori calano le retribuzioni. Inoltre, nonostante l'aumento dell'occupazione femminile, sottolinea il sindacato, rimane pesante il divario salariale fra uomini e donne. A livello regionale sicuramente dal nostro punto di vista c'è l'emergenza di dar seguito all'emendamento che è stato approvato nella legge bilancio del Friuli Venezia Giulia, sulla quale si incentiva attraverso la contrattazione di secondo livello, quindi maggior salario per le lavoratrici e i lavoratori e delle grandi imprese, ma anche e soprattutto delle piccole imprese, che la Giunta regionale ha condiviso la proposta di CGIL e CISL e UIL, sulla quale bisogna assolutamente dar seguito. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico e viabilità con l'amico commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno, ben trovato e quali novità? Buongiorno Stabile. Diciamo novità grosse ne abbiamo magari un po' per domani, intanto comincio con la giornata odierna, niente di particolarmente grave, a parte un paio di incidenti, uno con ferito ma fortunatamente lieve in via Lorenzetti. Adesso stiamo rilevando un altro soleo danni in via Canova 7, dovrebbe essere nei pressi di intersezione o addirittura all'intersezione con la via Pascoli. Ha provocato dei rallentamenti in quanto non si riusciva a passare. Adesso stiamo facendo i rilievi, penso che tra un po' sarà tutto percorribile. Per quanto riguarda altro, abbiamo segnalazioni di una situazione urgente che ha provocato la chiusura di una strada in località Santa Croce 203, problemi di Acegas Rete Acqua, e la strada è chiusa, ripeto, località Santa Croce 203. Chiusura anche della via Capodistria per uno scavo urgente sempre a Cegas all'altezza del civico 53 di via Capodistria. Ci sono dei lavori in passaggio Sant'Andrea con dei sensi unici alternati e regolati da semafori temporanei. Ci sono ogni tanto degli accumuli di traffico in zona, ripeto, in passaggio Sant'Andrea. Diciamo che per la giornata al momento è tutto, invece vi parlo per domani, sabato pomeriggio ci sarà un corteo che dovrebbe iniziare verso le 16:30 da Piazza San Giovanni, percorrere la via Imbriani, la via Mazzini, per poi portarsi sulle rive cittadine in direzione di via Traviana, dove dovrebbe concludersi. Perciò tutto il discorso di occupazione delle rive non si sa se occuperanno semicareggiate, corsie o tutto, ma comunque ci saranno sicuramente dei disagi della circolazione, perciò, come ripeto spesso, cercare di non usare autovetture e motocicli se non strettamente necessario domani pomeriggio. Ripeto, domani dovrebbe essere tutto concentrato dalle 16 più o meno fino alle 19, comunque si prevedono abbastanza grossi disagi. Niente, per il momento sarebbe tutto, al momento non abbiamo niente a parte questi incidenti in atto, vi restituisco la linea. Grazie. Allora proseguiamo con le altre notizie. È morto a 80 anni nella casa parrocchiale Monsignor Pier Emilio Salvadè. È stato un uomo centrale all'interno della diocesi di Trieste, ricoprendo incarichi come quello di economo e vicario generale della Curia di Trieste. Ordinato sacerdote nel 1979, è uscito dai ruoli ufficiali 2 anni fa, canonico onorario del capitolo della cattedrale di San Giusto Martire e aiuto della parrocchia di San Pio X. Gli incarichi attuali di Salvadè erano quelli di cappellano della Polizia Municipale e rettore del seminario vescovile.
Proseguiamo con la cronaca, ci spostiamo a Gorizia dove un incendio ha distrutto l'osteria Riva Piazzutta che era stata riaperta, un locale storico riaperto però solo 3 giorni fa con la nuova gestione. Un'osteria storica riaperta solo 3 giorni fa, finita in cenere per colpa di un incendio. E la triste sorte della Riva Piazzutta, che era stata riportata alla vita dalla 27enne goriziana Gaia Mazzariol. Il rogo si è originato alle 8 del mattino quando si è iniziato a lavorare in cucina. È bastata una fiammata da un fornello per innescare il disastro. La titolare ha immediatamente allertato i vigili del fuoco e i carabinieri quando le fiamme, purtroppo, dopo aver distrutto la cucina, hanno intaccato anche la sala. Le forze dell'ordine hanno transennato la via antistante mentre i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento che fortunatamente non hanno intaccato i 2 appartamenti sovrastanti. Spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'intero stabile, attivando anche gli eletroventilatori per liberare i locali dal fumo. Una volta chiuso l'intervento è partita la conta dei danni, cucina completamente da rifare, salone annerito dal fumo, con valutazioni ancora in corso su quale strada prendere per il futuro. Fortunatamente nessuna persona è rimasta intossicata. Ancora truffe ai danni di anziani a Trieste, 2 episodi in pochi giorni, bottino complessivo da 23.000 euro, ancora con la tecnica del finto carabiniere che chiama al telefono. Gianluca Paradì. Non c'è pace per gli anziani triestini, 2 truffe nel giro di pochi giorni per un totale di quasi 23.000 euro sottratti. Il sospetto è che per entrambi i casi i responsabili siano gli stessi. È stata utilizzata ancora la tecnica del finto carabiniere. Il primo episodio è avvenuto in via del Ghirlandaio lunedì scorso ai danni di madre e figlio. Una donna di 70 anni ha ricevuto la telefonata da un sedicente carabiniere che l'ha convinta servisse molto denaro per rilasciare un parente finito nei guai. Un altro militare dell'Arma sarebbe passato a riscuotere i soldi. La donna, presa dal panico, ha raccolto tutti i gioielli che aveva in casa per un valore di 20.000 euro e li ha consegnati al finto carabiniere, puntualmente presentatosi alla porta. Questi ha poi comunicato a madre e figlio che sarebbe stato necessario vedersi anche il giorno dopo per consegnare altro denaro. Le vittime della truffa, insospettitesi della nuova richiesta, si sono quindi rivolte alle forze dell'ordine. Sul caso indaga la questura. Ieri mattina invece una donna di 89 anni residente a San Giacomo ha sporto denuncia al comando dei carabinieri di via dell'Istria. L'anziana ha riferito di aver subito un raggiro da un finto carabiniere che l'aveva contattata comunicandole che il figlio era responsabile di un incidente stradale. L'unico modo per risolvere la questione sarebbe stato pagare. La malcapitata ha consegnato al sedicente militare dell'Arma 2.500 euro. Proseguono le indagini da parte della Digos in collaborazione con la Polizia Locale di Muggia per identificare l'autore delle scritte oltraggiose nei confronti del sindaco Polidori che hanno imbrattato la scorsa notte, anzi 2 notti fa, una decina di edifici. Il responsabile pare essere residente a Muggia. Il primo cittadino ha spiegato che si provvederà a breve alla rimozione delle scritte in base al regolamento di polizia urbana comunale. Allora, è tutto per la prima parte, pubblicità e torniamo. Bentrovati con la seconda parte del nostro telegiornale. Da luogo di accoglienza a teatro sotto il tendone. Il Silos torna a far parlare di sé. Un appello pubblico invita il Cirque du Soleil a costruire insieme un momento di riflessione e condivisione. Sentiamo il servizio di Bernardo Gulotta. A un anno dallo sgombero del Silos, 77 associazioni e oltre 1.000 cittadini hanno firmato una lettera aperta rivolta al Cirque du Soleil, ospite fino a giugno dell'ex magazzino di via Flavio Gioia con lo spettacolo Allegria. Un invito sobrio ma fermo a riconoscere il valore storico e umano di quello spazio trasformato per anni in rifugio informale lungo la rotta balcanica. Benvenute al Silos, speriamo che troverete il tempo per ascoltare un'altra storia, un'altra versione dei fatti, scrivono gli autori che ricostruiscono il passato del luogo. Da punto di smistamento durante il nazifascismo a centro di accoglienza per profughi istriani, fino alla recente funzione di riparo per migranti esclusi dai circuiti ufficiali dell'accoglienza. Il 21 giugno 2024 lo sgombero ha interrotto quella scenografia di vita quotidiana fatta di attesa, condivisione e resistenza. Ma oggi con l'arrivo del tendone del Grand Chapiteau si riaccende una luce. Vi chiediamo di partecipare con noi a una giornata per far rivivere ciò che il Silos è stato. Si legge nella lettera che propone un'iniziativa comune per costruire un
un momento di socialità, memoria e futuro condiviso. Non una protesta, ma una proposta. In ogni città si ripetono storie simili, in ognuno di questi luoghi c'è uno spettacolo che silenziosamente si crea e si distrugge. Vale la pena raccontarlo anche qui, dentro Allegria. Allora, torniamo a parlare della vernice di Barcolana, più che vernice, presentazione della 57esima edizione della regata e di tutti gli eventi collegati. Dove la passione incontra il mare, questo è il payoff dell'edizione 57 della Barcolana presentata oggi alla società velica Barcole Grignano. Passione e incontro, due parole chiave che riassumono bene lo spirito della Barcolana, la passione come motore di ogni attività, con lo spirito genuino di chi si spende per un obiettivo, l'incontro come aspetto di coesione sociale, di condivisione, dove in barca come in ufficio tutti si danno una mano, dove le persone, a prescindere dalla provenienza o dalle abilità, si incontrano in una festa che lancia un messaggio sempre positivo volto alla solidarietà e alla gioia di stare in compagnia. Il mare, diciamolo, lo diamo per scontato. Mancano 5 mesi, ma entusiasmo e interesse di tutti i presenti oggi, in primis dello staff e del presidente Mitja Gialuz, erano palpabili nell'anticipare il ricco programma con tanti sport che dal 3 al 12 ottobre animeranno il capoluogo regionale, ma non solo. 57esima edizione di Barcolana all'insegna di un nuovo payoff dove la passione incontra il mare. Sarà una Barcolana di incontri tra comunità, tra sportivi diversi, tra territori. La Barcolana per la prima volta arriva in Carnia, si estende a diversi sport, il SUP, il nuoto, una Barcolana fan che addirittura coinvolgerà tutta Italia, la Barcolana Maxi. Tanto mare, tanti sport del mare, ma tanta cultura, Barcolana Summit, Barcolana un mare di racconti e poi domenica 12 ottobre il gran finale con la 57esima edizione della Coppa d'autunno, con tante novità. Per chi si iscrive una lotteria e si potrà vincere addirittura un'automobile per riuscire a coccolare i nostri iscritti. In un mondo che si divide vogliamo lanciare un messaggio: l'incontro tra sport genera positività. Da Trieste a Lignano e Grado fino in Carnia al Lago di Cavazzo, una delle novità dell'edizione 2025. Il Lago di Cavazzo è un luogo meraviglioso di una regione che unisce la terra, la collina, la montagna e il mare nell'arco di 3/4 d'ora, perché da Lignano, dove si terrà la Barcolana Beach Sprint, a Grado dove si terrà la Barcolana SUP, a Cavazzo ci si impiega davvero meno di un'ora, e questa è una peculiarità della nostra regione che insieme a Promoturismo vogliamo valorizzare e promuovere. Allora, ieri vi abbiamo dato notizia dei 9 punti di penalizzazione comminati alla Triestina Calcio da scontare nel prossimo campionato, ma il vero interrogativo è: la Triestina riuscirà a iscriversi? Verrà fatta iscrivere al prossimo campionato sulla base delle documentazioni che presenterà? E se questo non dovesse accadere? 9 punti di penalizzazione, l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C a serissimo rischio e lo spettro del fallimento dietro l'angolo. E questo ad oggi il reale quadro in caso Unione Sportiva Triestina Calcio. Ma andiamo con ordine. La sezione disciplinare del Tribunale Federale della FIGC ha decretato ben 9 punti di penalizzazione che la Triestina dovrà scontare nel prossimo campionato a seguito dei mancati pagamenti dello scorso 16 aprile. Contestualmente sono arrivate le inibizioni per 7 mesi al presidente Ben Rosenweig e all'amministratore delegato Sebastiano Stella. Mettendo da parte il discorso calcistico per un momento, ora la questione è questa: saldare 4.990.000 euro tra contributi arretrati che hanno causato la precedente penalizzazione, stipendi dei calciatori e dei dipendenti al 30 aprile e fornitori, molti dei quali già pronti a rivalersi in sede legale entro mercoledì 4 giugno, in tempo utile, cioè per completare l'iscrizione con le necessarie pezze d'appoggio al campionato di Serie C che ha scadenza 6 giugno. Qualora in quel contesto la Covisoc ravvisasse la presenza anche di un solo mancato pagamento o decreto ingiuntivo, salterebbe la possibilità per l'Unione di giocare in Serie C.
A quel punto si aprirebbero pure le porte per un possibile fallimento della società, qualora le cause dei singoli creditori approdassero in tribunale. Ma perché stiamo prefigurando questo scenario da tregenda? Perché ad oggi i pagamenti non sono stati fatti e perché il fantomatico investitore americano ora si troverebbe a dover investire 6 milioni e 500 mila euro a perdere prima ancora di aver messo nero su bianco un business plan. Il 1,5 milioni aggiuntivo riguarda infatti gli ulteriori 750 mila euro da saldare a luglio per gli stipendi di maggio e altrettanti ad agosto per gli stipendi di giugno. Sperando ovviamente di essere smentiti da un miracolo a stelle e strisce, temiamo un'estate quanto mai triste in casa alla Bardata, dopo aver vissuto una salvezza sul campo a Rocco che aveva aperto negli auspici di tutti uno spiraglio per un'uscita dalla crisi. Al momento la finestra si sta chiudendo. E ovviamente vi aggiorneremo sulla questione triestina nei prossimi giorni, dopo in particolare questo ponte festivo, quindi martedì chiaramente si saprà qualcosa di più o meno definitivo, già almeno si spera. Vi ricordo TG 19:30, questa sera c'è Ring, restate con noi.